è stato chiuso perché io personalmente, mi dispiace, ho mandato una lettera che c'era un buchetto, ma era un buchetto e avevo un po' accentuato perché venissero, al che sono venuti e hanno chiuso. E chiuso rimane oramai da 4 anni il ponte romano nel piccolo borgo di Muda Amaè in comune di Longarone perché, spiega il sindaco Roberto Padrin, per sistemarlo ci vogliono risorse di cui al momento l'amministrazione non dispone e l'intervento non è compreso fra le priorità. Così da 4 anni gli abitanti di Muda Amaè sopportano disagi di un certo rilievo segnalati non solo al comune ma anche al garante regionale dei diritti alla persona, seguiti da una quarantina di firme. Il problema che lei rileva, lei assieme anche ai suoi vicini di casa, è che questa frazione, questo borgo è un po' abbandonato. Molto abbandonato, molto. Sono venuti a tagliare gli alberi, che era molto tempo che non venivano, e li hanno sradicati. Poi qui è assurdo che non decidano cosa fare di questo ponte, perché noi ci passavamo con le macchine, con i camion, con tutto. Il problema è che se dall'altra parte c'è una macchina sulla strada, c'è un camion che sta facendo dei lavori, c'è qualcuno che deve scaricare qualcosa, viene un'ambulanza, c'è un incendio, qualcosa, noi non siamo in sicurezza. La chiusura del ponte obbliga chi abita a Muda Amaè a inerpicarsi sulla salita che porta alla strada principale per andare a Longarone. Il disagio vale per ogni tipo di spostamento, anche quello per buttare le immondizie. Di contro c'è chi approfitta del fogliame e della boscaglia prospicienti il ponte per abbandonare rifiuti nella scarpata, circostanze puntualmente segnalate alle autorità competenti. Il ponte, dopo 4 anni in assenza di interventi, comincia a mostrare fessurazioni importanti e più passa il tempo e più i residenti del borgo si sentono abbandonati. Non contiamo niente, dice a malincuore e con una punta di rabbia la signora Maddalena Pagin, che ha investito i risparmi di una vita per ristrutturare una casa dove vive durante il periodo estivo. Questo è l'unico borghetto che si è salvato dall'ondata del Vajont. Dovrebbero tenerlo come una chicca, perché è una vera chicca ed è una vergogna che i cittadini di Longarone e il sindaco in primis non si occupano di questo borghetto tenendolo come si deve. Una cosa vergognosa.